Bene, siamo qui per la seconda trasmissione di Casa Zanotto. Sono qui col mio amico Armando. Ciao Armando, come Ciao, stai? Ciao Bruno, bene te? Bene, ti vedo in forma anche. Beh, insomma, cerchiamo, sai, con questa pandemia che sei in giro, cerchiamo di essere in forma. vivaci, in forma. Sì, esatto. Noi abbiamo già presentato, io e te, il tuo libro, il tuo ultimo libro, che è il 12° mi sembra, no? Certo. 12°, che sta avendo anche un grande successo, sì. perché racconti la tua passione nel realizzare i tuoi piatti in cucina, perché Certo. è chiaro che per realizzare delle cose buone, straordinarie, semplici magari, ci va la passione, altrimenti Bruno, tu lo dici sempre, io ti sto vicino in queste cose, in queste tue osservazioni che sono importanti per la gastronomia, per la cucina, per il territorio che offre tutti questi bei prodotti della nostra marca trevigiana, e quindi bisogna che tu metti il cuore, l'amore. Allora, se tu metti il cuore, l'amore, allora si riesce tutto, anche nel prodotto che tu custodisci nel campo, devi mettere amore su tutte le cose. La parola amore ha tanti puntini che quindi li devi custodire. Infatti tu hai qui un figlio o una figlio e una figlia che sono le tre panocce, i tre figli, i tuoi tre figli, le tre panocce. Le tre panocce, esatto. E vedo che non riesci ad abbandonare l'idea di continuare e far oltretutto vivere, rivivere e vivere le tre panocce, quelle emozioni futuro, che mi hanno dato nel mio percorso della vita, quelle emozioni, certo, esatto. E purtroppo sì, caro Bruno, mi non so come quel che si droga, per carità, quel che si droga, a me mi ha cambiato il sangue per vedere se potevi desmettere. Quello ti ha cambiato il vino. Sì. Quello ti ha cambiato il vino. Per vedere. Perché ti dico? Perché bere e degustare un buon vino abbinato ai tuoi piatti, ai tuoi cibi, bisogna fa esaltare. Bisogna che fai tanti assaggi, allora ti sei cambiato anche il sangue. E non sono capace di smettere di trasmettere questo amore che ho per la cucina, che tu lo vedi come mi esprimo, come porto il dialogo nei piatti, eccetera. Ecco, questo è. E quindi qui in questo libro che tu dimmi in questo libro che è venuto fuori adesso a Natale, il bello, c'è il percorso della mia vita e quant'altro, però ci sono degli aneddoti dentro, dei capitoli che sono molto interessanti perché spiego cos'è un cuoco, cos'è la cucina, cos'è il recupero in cucina, spiego le 10 regole severe in sala, come custodire il cliente, come farlo diventare amico. Ecco, qui ci vuole proprio quel calore umano che tu metti dentro a queste cose, allora ti riesci, perché tu quando vieni a mangiare sul locale trovi il calore umano di quella persona che ti riceve, che ti accudisce fino alla fine quando vai via. E quindi poi è molto interessante anche per questi giovani cuochi poter leggere il contenuto di queste cose che sono molto 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 importanti per poter decollare presto su un locale, su un ristorante, su un bar, eccetera. È la prima regola per poter aver successo. Certo. Oltre naturalmente alla qualità del cibo, certo, però essere accoglienti, riuscire a interpretare quelle che sono le sensazioni sul piatto del cliente, certo, andarlo a trovare a tavola, parlare con lui. Vedi, sembra che tu, mi piace come che te parli, perché sembra che tu hai vissuto in una cornice come di un ristorante, che hai introdotto queste cose, che vedo che sei profondo. Non sei molto lontano, un giorno parleremo anche di questo, però io avevo un mio nonno che aveva dei baffoni, sai, quei baffoni, lui aveva questi baffoni per nascondere una ferita di una pallottola che aveva ricevuto sul naso, e aveva fatto, sai, quei baffoni di una volta,
mi ricordo, sai, faceva freddo una volta nelle vecchie case coloniche dei contadini, le case dei contadini, dobbiamo trovare i contadini, dobbiamo trovare il nonno. Che bella famiglia grande che c'era. E trovare il nonno, e magari dormivo anche qua, abitevo qua vicino, sono nato qua vicino, in quel Devassoia, bosco de Visnà, perciò in campagna assoluta, no? E allora magari dormivo là, al mattino mi alzavo e mio nonno mi aspettava solo sacco al caffè. Ma intanto, quando che basavo mio nonno, siccome che l'aveva già bevuto bicchierin de graspa, mi imbriagavo già. Dopo mi dava il caffè, qua aspetta. E che bei tempi che era, a parte che ero piccinin, ma ho apprezzato il freddo della campagna, il lavoro dei contadini. Mio nonno era un cuoco, lui faceva da mangiare per tutti, perciò forse mi è restato nel sangue, mi è rimasto nel sangue questa passione, poi tu non posso con te, noi non possiamo non trasmetterci le nostre emozioni. Questo, vedi, è una cosa molto molto bella, che io ritengo che ha dei valori importanti. Allora, senti una cosa, ma io vedo che hai cosa nel taschino là. È il fiore che si mangia. Questo, diciamo, mi sembrava un bel fiore, sì. Questo è il fiore che si mangia, diciamo che come dire, è un prodotto del nostro territorio che ha sfondato fuori anche dall'Italia, in tutto il mondo. E questo, ecco, anche la nostra marca gioiosa e amorosa trevigiana ha dei prodotti importantissimi, ed è il tartufo trevisan, sto qua, possiamo chiamare. Allora ti varia anche una piccola ricetta per questo tartufo. Sì, se vuoi, guarda, possiamo presentarla subito. Però la vedremo dopo aver visto e sentito i nostri amici, quelli che ne sostienen. Dopo la pubblicità? Non è pubblicità. Non è pubblicità, scusa. Armando, ci siamo assentati un attimo e guarda che splendida tavola che hai preparato. Vedo che lì c'è un piatto che è caratteristico. Tu hai fatto anche un libro sui radici e fagioli. Su radici e fagioli ho fatto un libro, il radicchio rosso di Treviso il radicchio rosso di Treviso di Castelfranco, questo fiore che si mangia. Se tu osservi solo a guardarlo, a vederlo è un sorriso, a mangiarlo un paradiso, sto benedetto radicchio rosso di Treviso. E mie care amiche e amici, nosè magnar pisan del radicchio trevisan. Questo è un slogan che la marca trevigiana ha il piacere sempre di presentare quando va fuori dalla nostra regione. E quindi ho tenuto opportuno, caro Bruno, con grande sincerità te lo dico, perché adesso, questo periodo qui, il radicchio ti dà il massimo della godura nelle tue papille gustative, perché sto freddo qua a Paradiso è importante e diventa, signore, croccante, che ti senti proprio sto croccantezza nelle papille gustative. Poi quella caratteristica di quell'amaro tenue, delicatissimo, che ti crea un'altra emozione nei palati. E poi se proprio alla notte dico, ecco, adesso è il momento che dove mangiare radicchio e Treviso. E poi notte giustamente vatti mi dice te mi fa sta ricetta dei radici e fagioli con radicchio e Treviso. Certamente, perché adesso meglio è mangiare sto radicchio e Treviso qua, che dà il massimo, no? Che dire, è il momento proprio di farlo col radicchio, e questa ricetta dei radici e fagioli con
con le sisoe. Vuoi arrivare? Vuoi arrivare? Non vedevo i ciccioli, ossia le sisoe. Sì. Perché non se le vede? No, perché lei è una caratteristica. Certo, è un'osservazione corretta la tua, però le ho già incorporate dentro nei fagioli e quindi si vedono e non si vedono, si travedono. Ecco, questo qui, una volta, e ora la ricetta una volta, ecco perché, tornando al primo discorso che ti dicevo, e radici, adesso, magnetti radici del Treviso che è il massimo cui fagioli, che senti un'atmosfera diversa di qui che dopo li è pronti fra poco, il radicio verduin, un altro buonissimo radicio, oppure quel radicio che si va per i campi e trova fuori, ecco. Dei campi, sì, del campo. Però adesso vi consiglierei questo, quindi... Ma senti la roba, Armando, i fasioi. Sì. E i fasioi dell'Amont. Sì, dell'Amont. Assolutamente. Costa una cifra, però è il massimo che ti può dare di goduria. Allora abbiamo un abbinamento tra la montagna e la pianura. E la pianura. Giusto? Coltiviamo anche qua, ma non è la caratteristica. Non è la stessa roba. Scusa, Bruno, è come che andiamo a bere il prosecco con tutto rispetto, su un vitigno che sia Oderzo, che sia che somiglia Motta. In altre parti non è la caratteristica zona del prosecco. Per carità, si difende, certo. ma mai come quello là. Certo. E poi, che il detto non lo sa? Non ti sa come che è stata battezzata la regina delle nostre minestre? No. Nel 2000. No. Non mi dire. Non mi ricordo. Dai, non sta a far brutta figura. No, perché in a parlare ai giornali, eccetera. Ma tu, siccome che sei sempre immerso sulla televisione e sulla radio, ovviamente ti può sfuggire questa cosa qui. E allora come è stata battezzata? I maestri cantori di Norimberga. Maestri cantori di Norimberga. Me lo scrivo perché Norimberga. E tu cosa mi puoi rispondere a questa domanda? Dimmi, rispondimi. Sì. E ti mi dirà perché gli ha messo nome sta roba? Sì, qua? Perché gli hai messo Armando è bellissimo perché lui fa fare le domande perché allora torniamo i maestri cantori di Norimberga. In una musica di sapori. In una musica di sapori. Nel 2000 è stata battezzata così. E perché? Perché? Che hai messo? Caro Bruno, sai tu perché? Sì. Perché la fa muovere tutte le maestre e a fa musica dei sapori. Ecco perché fantastico. Questa regina delle nostre minestre è stata battezzata così, perché ti racconto un aneddoto e dopo che devo un spunto leggero alla ricetta, perché si drio no? Sa perché lei sempre così, noi altri siamo qua allora, sfatighiamo per presentare, a parte che non le fatica a presentare il piatto, le gioia. Ecco, quindi abbiamo il modo di trovare più avanti la vera minestra dei fagioli che dicono come che si fa e come che si può abbinare anche sui risotti e quant'altro questi fagioli che ha una caratteristica nostra della nostra terra. Allora io dicevo ai nostri ascoltatori, guardate che non finisse qua, a parte che non finisse qua perché dovevamo anche assaggiarli e bere un giossetto, però non la finisse qua. Avevamo tante puntate, mia Armando, in mente da per farle compagnia in cucina. Certo. Quindi noi ci cercheremo, caro Bruno, di trasmettere questa trasmissione a tutti i telespettatori e quant'altro in un modo direi un po' originale che la nostra marca trevigiana dovrebbe imporre queste cose qui che noi stiamo dicendo, tornare fuori la scoperta della nostra tradizione. Quindi, allora velocemente mi dici come prepari? Niente, si fa, care amiche, un soffritto leggero di scalogno. Perché scalogno? Perché addolcisce meglio il fagiolo nella cottura.
si mette a bagno ovviamente i fagioli una sera prima nell'acqua fredda. Attenzione che il scalogno non sia la seola, ma particolare per le caratteristiche. Quindi una volta messo a bagno, fatto il soffritto leggero di scalogno con un po' di olio, si unisce i fagioli messi a bagno la sera prima e si li copre di acqua e si mette una carota, una gamba di sedano, facoltativo un ramosello di rosmarino che deve stare 5 minuti nella leggera bollitura e poi tolto, e si fa boger pian pianini sti fagioli, chi bogia pian pian, che quindi tu quando mangi questi fagioli che hanno una cottura un po' più prolungata dei sistemi e tecniche che adesso, che te mette su in un quarto d'ora i fagioli è pronti, no? Se a sali pipar come dicevano i nostri nonni, assa la pigliata, te smente che a pippe, che va avanti anche a un'ora, due mesi. Aspetta che ti traduco per i nostri amici. Sì. Boger vuol dire far bollire. Bollire, sì. Ma boger è un po' più verso veneziano. Sì, ma è pipar, è le nostre pipar è proprio che ti vede la bellezza di Armando è che il coniuga monti, mari, pianura. È proprio puff, che viene su proprio la bollicina. Ecco, sei là. Infatti mangeresti sta minestra dei fagioli, no? La pelle è scomparsa, non vi dà fastidio che quello lì nel palato senti la pelle che la senti, no, sparisce tutto, una crema, perché il skin se dopo i fagioli, non fare un passato, una crema, il skin se con una schiumarola e un mescolo, e un cucciaro, quello così, e te ha sto fagiolo che te lo sente bello in bocca. Ecco, questa e dopo alla fine si mette un giorno di olio e dopo mi ricordo sì. E dopo per i mai contenti metti anche una giostra di aseo. Ah, bravo, sì, che va anche un giossetto di aseo, però e dopo che c'era poi sempre nelle vecchie tradizioni la pointa brustolata, radici e fagioli con la pointa brustolata nel massimo, ecco, però te mi ha fatto venire l'acquolina in bocca adesso, intanto che il nostro Enzo Russo continua a riprendere, noi altri che sì, certo, e poi facciamo un cin cin con qua che vuole un bel rosso della marca trevigiana, la quale si sposa elegantemente con sto radici fagioli. Scusa, questi si abbina a questo altro che ti mangi ora e radici, ogni tanto te dà la pulizia del gusto di sto bibanese, di sto grissin fatto in un modo. Cos'è un grissin? No, un'arte questa. È un'arte perché tutti fatti a man, quindi non si può. Bravo. E poi hanno anche qua che l'amor dentro. Ne parleremo perché il mio marito che ha fatto ultimamente diverse tipologie di quest'arte che lui custodisce, anche una nuova tipologia che invece di presentare le patatine quando ti facciano un aperitivo nelle osterie, e questo farebbe cosa gioiosa, cosa felice, cosa meravigliosa, e gli porta più patatine, e qualche che magari ha scoperto sta roba, gli porta una ciotolina di questa grazia di Dio che l'hai fatta, che non si può svegliare ancora, l'hai fatta dentro proprio per l'aperitivo con un gusto diverso. Mi piace sentirti parlare, però guarda, c'è un bibanese anche c'è su, dai, te lo passo qui, le manette. Femo col bibanese. Femo col bibanese. Ecco qua. Guarda che roba. Queste sono godurie che... E anche un radicetto. Come no? Beh. È un cin cin a tutti i nostri ascoltatori. Che dire, ragazzi, come prima presentazione della ricetta, la volta scorsa abbiamo presentato il libro, oggi abbiamo presentato una ricetta, scusate, però che dire, qualcosa di straordinario, qualcosa di fantastico, e noi facciamo... E poi andiamo anche ai fornelli più avanti, Andiamo ai fornelli, adesso facciamo un cin cin
Cin, cin. E arrivederci alla prossima volta, grazie.